Qui, oltre alla civiltà nuragica che si era sviluppata e attestata tutto attorno a Nora, anche se qui non ne troviamo tracce, c'è una civiltà pre-nuragica, antichissima e davvero arcaica e consolidata, quella delle Domus Deianas, delle tombe dei giganti, dei grandi altari arcaici, quella civiltà così antica per gli antichi che qua esisteva contemporaneamente al mondo degli antichi egiziani, dunque nelle profondità del tempo. Antichissima, poco conosciuta e ancora troppo poco studiata. La Sardegna è il luogo ad altissima concentrazione di siti archeologici. È famosa per le sue migliaia di nuraghi, ma ci sono anche altre costruzioni con funzioni diverse. Scoprirle significa fare un viaggio indietro nel tempo. Partiamo dal culto delle acque, legato alla fertilità. Visti dall'alto, infatti, molti pozzi sacri rivelano il loro disegno a vagina. 1100 a.C. Il pozzo di Santa Cristina è costruito con sorprendente precisione geometrica. In occasione degli equinozi, il sole illumina il fondo del pozzo, penetrando attraverso il vano e le scale, si riflette sull'acqua. È possibile che il pozzo servisse da calendario, ma anche che fosse un nilometro sul modello egiziano, un sistema per misurare la falda acquifera, fondamentale per l'agricoltura. Una tipica struttura dei nuragici sono le tombe dei giganti. Costruzioni megalitiche di grandi dimensioni usate come sepolcri collettivi. Ancora oggi se ne contano più di 1000 in tutta l'isola. 1500-1300 a.C. Tomba dei giganti Sadomu e Sorku. Le forme indicano non solo la dea madre, ma anche le corna del toro. Lo si vede ancora meglio nella tomba di Sena e Tomes. All'esterno, la comunità si raccoglieva per svolgere funzioni sconosciute. Il mistero si infittisce se entriamo nella Sardegna pre-nuragica e andiamo sempre più indietro nel tempo. 2400 a.C. Mura di Monte Baranta, vicino Alghero. Un colosso architettonico del Mediterraneo, costruito almeno 1000 anni prima delle mura di Tirinto, citate da Omero. Queste sono state costruite per camminarci sopra. Le pareti, formate da grandi lastroni in pietra, hanno un'altezza media di circa 3,50 m e uno spessore che varia tra i 4 e i 6,5 metri. Enormi. Non lontano troviamo una muraglia megalitica lunga 100 metri e un grosso menhir appoggiato. Sempre nel 2400 a.C. e sempre nel nord dell'isola. Altare megalitico di Monte d'Accoddi. Una cosiddetta zikkurat, una struttura religiosa tipica della Mesopotamia. L'unica finora rinvenuta nel Mediterraneo. È stata trovata nella seconda metà del secolo scorso grazie alla segnalazione dell'allora presidente della Repubblica Antonio Segni, che era il proprietario del terreno. Di fianco ai gradoni è stato trovato un altare sacrificale. È un omphalos, cioè un oggetto simbolico che rappresenta il centro del mondo. Infine, un grande menhir in piedi, monumento gemello di un altro scomparso. Probabilmente qui si svolgevano riti legati all'agricoltura. Ma spostiamoci e andiamo ancora più indietro nel tempo. 3300 a.C., 200 menhir. Siamo a Biru e Concas, esattamente al centro della Sardegna. Una Stonehenge sarda più antica di quella inglese. I menhir sono stati abbattuti 1500 anni fa per volere di Papa Gregorio Magno e sono stati ritrovati solo pochi decenni fa. Sono stati ricollocati in fila, come nel sito di Carnac in Francia, ma è probabile che originariamente fossero disposti a semicerchio.
Quale fosse la loro funzione non lo sappiamo, ma è probabile che servissero anche a studiare i movimenti degli astri, una specie di macchina di pietra per misurare lo scorrere del tempo. 3500 a.C. Il nostro viaggio finisce all'alba dei tempi. Sant'Andrea Priu. Una figura di toro sacro, senza testa. Un simbolo che attraversa la storia del Mediterraneo. Dalla civiltà minoica a quella egizia, fino al culto romano di Mitra. Qui intorno è pieno di Domus Deianas, conosciute come le case delle fate. La parola Ianas in realtà ricorda Ianua, che in latino significava porta. In tutta la Sardegna le domus sono 3500, sparse nella campagna, spesso nascoste e inutilmente violate. Sono i tesori di un mondo ancora poco conosciuto. Il mondo delle Domus Deiana è un mondo arcaico e magico che lascia scatenare l'immaginazione, la fantasia. Qui siamo nel comune di Putifigari. Qui, in mezzo a questa necropoli che si intravede venire fuori un po' dappertutto, Sebastiano Porco, un pastore che si aggirava da queste parti, ha fatto nel 1987 una scoperta straordinaria. Seguendo un buco e una pianta di mirto le cui radici lo avevano allargato, si è infilato in un passato remotissimo. Sencantu è proprio un posto remotissimo anche nel tempo, oltre che nello spazio, perché è sperduto in mezzo alle campagne. Questa è la prima camera, quella che è stata scoperta inizialmente. Già si può vedere qualche cosa qua su, perché ci sono dei segni, vuol dire che è stata lavorata questa roccia, ma quello che colpisce di più sono queste due porte. Eccole qua, una, la vediamo, non reca da nessuna parte, in effetti, ha sopra questi tre fregi, 1, 2 e 3, che ricordano chissà cosa, le corna di un toro, sono delle navi, chissà, il simbolismo di questa figura non è accertato. Dall'altra parte ce n'è una uguale, simile, sono due porte a specchio che portano sostanzialmente verso l'aldilà, conducono infatti verso un altro mondo, un po' quello che c'era nelle grotte più antiche dove dipingevano gli uomini. Il contatto con la parete della caverna, in questo caso scavata, è un po' il contatto con l'altro mondo. Poi di qua si apre invece attraverso un altro fregio rotto al momento della scoperta della grotta. Qui si infilava della pianta, il mirto o qualcosa che aveva permesso di aprire una spaccatura. E dentro, ecco, questa invece è la camera principale e subito si vede l'estrema cura che è stata messa in questa apertura, in questa caverna, per farla somigliare a una casa dei vivi. C'è una trave, questa qui, che è la trave portante, ci sono due pilastri, 1 e 2, e poi ci sono le altre travi che scendono, eccole qua, 1, 2, 3, ce ne sono altre nelle altre parti. Sono le travi del tetto a falda, a doppio spiovente, che qui ricalca un po' quello che abbiamo visto appena all'entrata, solo che qui è completo ed è davvero una meraviglia. C'è in grande un'altra porta che non conduce da nessuna parte, un'altra delle porte che legano col mondo dei morti, e il fregio che abbiamo già visto prima, ripetuto invece in maniera più monumentale, più grande, più lungo. Qui ogni tanto si scorge il colore rosso. Questa grotta è una delle poche Domus Deianas dipinte, sono circa 250 su 3500 censite. C'è il rosso, c'è l'ocra, c'è lì il nero. Ecco, in questo caso sembra proprio un fregio piuttosto che quello che può aver lasciato il fango. Questa grotta poteva essere allagata da questa parte.
dietro questa finestra scolpita si apre un altro ambiente longitudinale dove ci sono dei luoghi di sepoltura, dove il tetto non è scolpito come questo, non ricorda una capanna, e dove c'è un segno scuro che forse rappresenta qualche cosa di naturale, forse depositi di fango o cose di questo genere, ma anche questo è tutto lavorato. Insomma, ci metteva questa gente una fatica estrema per ritrovare sostanzialmente una casa dei vivi dove si mettevano i morti, e questo 6.200 anni fa, cioè quando ancora dovevano essere impostate le tombe dei re nell'antico Egitto. Dunque, evidentemente questa era una civiltà arcaica di un tempo profondissimo. Questo qui al centro, infine, è il luogo dove simbolicamente ci doveva essere il focolare, che qui viene riprodotto da un cerchio del diametro di circa 1 metro, che rappresenta l'ultimo elemento a collegare il mondo dei morti con quello dei vivi. Doveva essere assicurato a chi se ne andava una specie di tutela attraverso gli oggetti e le cose che lo riportavano alla quotidianità di quando era vivo, di quando era esistente.